Anche nei momenti difficili, quando camminiamo su sentieri lontani da Dio, abbandonati dal mondo, paralizzati da un senso di colpa, troviamo la forza di pregare ricominciando dalla parola Abba Padre, con il senso tenero di un bambino che dice Abba Papà. Questa è l'esortazione di Francesco all'udienza generale in aula Paolo VI. Dio è non solo un padre, è come una madre che non smette mai di amare la sua creatura. D'altra parte c'è una gestazione che dura per sempre, ben oltre i 9 mesi di quella fisica. È una gestazione che genera un circuito infinito di amori. Per un cristiano pregare è dire semplicemente Abba, dire papà, dire babbo, dire padre, ma con la fiducia di un bambino. Il Padre nostro, prosegue il Papa, prende senso e colore se impariamo a pregarlo dopo aver letto la parabola del Padre misericordioso, come la riporta l'Evangelista Luca, parlando del figlio prodigo, abbracciato dal padre che lo aveva atteso a lungo, che non ricorda le parole offensive rivoltegli, ma fa capire semplicemente quanto gli sia mancato. Quelle parole, nota Francesco, prendono vita e forza. Il padre di quella parabola ha nei suoi modi di fare qualcosa che molto ricorda l'animo di una madre. Sono soprattutto le madri a scusare i figli, a coprirli, a non interrompere l'empatia nei loro confronti, a continuare a voler bene anche quando questi non meriterebbero più niente. Nei saluti finali nelle varie lingue, il pensiero di Francesco va alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che comincia questo venerdì, nella quale il Papa auspica che si intensifichino le nostre suppliche e penitenze affinché si affretti l'ora in cui trovi pieno compimento l'anelito di Gesù Abba ut unum sint, perché tutti siano una sola cosa.